Ora, Andrea Zanoni. Grazie Presidente. Per prima cosa desidero complimentarmi con il relatore per l'importante lavoro che ha svolto. In qualità di relatore ombra ALDE farò un breve intervento di carattere generale, dal momento che c'è stato poco tempo per approfondire ben 50 emendamenti presentati dall'onorevole Pereglio. Una cosa è certa, come ben sottolineato dal relatore, il crescente rumore legato al traffico aereo, soprattutto per quanto riguarda i voli notturni, sta influenzando negativamente la qualità della vita di quasi 4 milioni di cittadini europei che vivono in prossimità degli aeroporti e che sono vittime, come ricordato dal relatore, di un triplice inquinamento acustico, atmosferico e chimico. Il rumore provocato dal traffico aereo, specie se notturno, come ormai riconosciuto da studi scientifici internazionali, provoca infatti gravi danni alla salute. Nello stesso tempo, la maggior parte dei cittadini che viaggiano vorrebbero mantenere la possibilità di operare una vasta scelta nei servizi aerei ed è indubbio che la presenza di un aeroporto sia, per la regione dove è situato, un importante fattore di crescita e sviluppo regionale. Il nostro compito è quello di trovare un equilibrio tra questi due obiettivi ed esigenze, tenendo ben presente però che noi siamo la Commissione per l'ambiente e la protezione dei consumatori e che sono questi ultimi, per la nostra Commissione, ad essere prioritari. Molto probabilmente, infatti, la Commissione per i trasporti, competente per merito, rivedrà le nostre posizioni. In linea generale, quindi, pieno sostegno al relatore laddove cerca di rendere più rigorosa la protezione dei cittadini europei esposti a questa grave forma di inquinamento e dove cerca di riequilibrare l'approccio della Commissione volto a raggiungere gli obiettivi tenendo conto del solo fattore economico. Meno convincente sembrerebbe invece la posizione del relatore laddove ritiene che una direttiva sia lo strumento più adatto per arrivare a ottenere una migliore protezione dei cittadini che subiscono gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico. L'obiettivo di questa proposta, infatti, è di stabilire un metodo di determinazione del rumore. Questa proposta non entra nel merito di decisioni di obiettivi qualitativi in materia di rumore che restano di stretta competenza nazionale. Secondo la direttiva 2002/49 dell'Unione Europea, infatti, i valori limiti di soglia del rumore sono stabiliti dagli Stati membri secondo i propri piani di azioni nazionali. Di conseguenza, sembrerebbe più convincente la scelta della Commissione che propone questo strumento legislativo appunto in regolamento, direttamente applicabile, dal momento che la direttiva 2002/30 non è riuscita ad armonizzare, come spiegato, il processo decisionale a maggior tutela dei cittadini europei. Quindi sarebbe sicuramente interessante e importante che il rappresentante della Commissione, che credo sia qui presente, potesse illuminarci su questo passaggio importante. La proposta della Commissione introduce poi diversi altri aspetti importanti. Sicuramente condivisibile, ad esempio, la definizione più rigorosa di velivoli marginalmente conformi, volti ad eliminare graduatamente i velivoli più rumorosi delle varie flotte aeree, che tanto disagio provocano ancora ai cittadini che abitano nelle vicinanze dei nostri aeroporti. È altrettanto condivisibile la proposta che stabilisce regole chiare per identificare tutti gli attori che devono intervenire nel processo di valutazione del rumore, come l'obbligo per gli Stati membri ad istituire un forum per la cooperazione tecnica che consulti sistematicamente i rappresentanti dei residenti locali, il cui ruolo va sicuramente rafforzato. In quest'ottica mi riservo di approfondire e di presentare, nel caso, alcuni emendamenti a completamento della proposta. Grazie. Vielen Dank.